Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Voleva uccidere me, spunta un testimone che si ritiene il vero bersaglio della sparatoria di Capizzi in cui è morto Giuseppe Di Dio. Rabbia e commozione a Troina tra i compagni di scuola del sedicenne che sognava di diventare pizzaiolo. Nuovo blitz delle forze dell'ordine allo Zen di Palermo. I carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale per fabbricare munizioni. Arrestati anche 3 spacciatori. Ponte sullo Stretto, l'AD Pietro Ciucci risponde alle polemiche sulla sostenibilità finanziaria dell'infrastruttura. Intanto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Bonelli torna alla carica contro l'opera. Posa su una faglia attiva, il progetto è da rifare. A Fontanarossa tassisti e viaggiatori indignati per il caos vissuto ieri con la Fiera dei Morti, centinaia di persone intrappolate nei parcheggi e passeggeri che hanno perso il volo. Catania, raffica di multe e carro attrezzi davanti all'ospedale Garibaldi Centro. L'offensiva della polizia municipale volta a garantire un agevole accesso al pronto soccorso. Claudio Baglioni illumina la Valle dei Templi con 3 serate in cui ripercorre la sua carriera decennale, costellata da successi intramontabili. Calcio in Serie B, dopo il 5-0 sul Pescara, il Palermo cerca altre conferme a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. In C il Catania guarda alla prossima partita contro l'Altamura, possibile il recupero di Pieraccini. Bentrovati. Avevano avuto una lite, il killer voleva ucciderlo. Questa è la versione di un giovane che si ritiene il vero bersaglio della sparatoria di Capizzi nel Messinese in cui è morto Giuseppe Di Dio. Chi lo ha ucciso adesso è in stato di fermo assieme al padre e al fratello. Intanto rabbia e commozione tra i compagni di scuola della vittima che sognava di fare il pizzaiolo. Adelaide Barbagallo. Spero rimangano in carcere a vita, a dirlo il ragazzo che era il vero bersaglio della sparatoria a Capizzi nel Messinese, costata la vita a Giuseppe Di Dio, un ragazzo di 16 anni morto per sbaglio. Il 12 ottobre, spiega la mancata vittima al TG1, abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate, avevano questa fissazione che mi dovevano sparare. 2 settimane prima, rivela, ero stato minacciato da Giacomo e Mario Frasconai, 2 fratelli fermati col padre Antonio per l'omicidio davanti alla sua abitazione. Mi hanno detto solo ricorda, vieni al cancello, ma non sono andato perché sapevo che avevano questa pistola. Alla domanda se ci pensa che poteva essere lui al posto di Giuseppe, il vero obiettivo della sparatoria, dice sì, e mi dispiace tantissimo per la famiglia, ora mi sento più al sicuro. Le indagini intanto proseguono. I carabinieri del comando provinciale di Messina stanno interrogando le persone che sabato sera erano davanti al bar di Capizzi dove è avvenuta la sparatoria. La procura di Enna ha chiesto al GIP la convalida del fermo di Giacomo Frasconà, 20 anni, che ha sparato con una pistola illegalmente detenuta, e del fratello Mario, 18 anni, e del padre Antonio, 48 anni, che lo hanno accompagnato al bar. Il ritorno a scuola per i compagni di classe di Giuseppe, che frequentava l'istituto alberghiero di Troina, è stato traumatico. È un dolore che non potrà mai essere alleviato, un ricordo che resterà sempre con noi. Era un ragazzo, secondo me, splendido con tutti, scherzoso, sorridente. Questa giovane vita stroncata ha privato tutti noi veramente di una parte di noi, della sua presenza fisica e del suo affetto. Giuseppe sognava di fare il pizzaiolo ed ogni giorno avanti e indietro, attraversando i Nebrodi, macinava 28 chilometri per frequentare la scuola. Sul suo banco fiori e un orsacchiotto. Per il giorno dei funerali il sindaco di Capizzi ha annunciato il lutto cittadino. A Ragusa, lite con un coltello, questa volta nel cuore della città. La vittima è ricoverata ma non in pericolo di vita. È stato arrestato il presunto aggressore. Intanto controlli fitti nel centro, ma pesano lo spopolamento e la scarsa presenza di attività appunto nel cuore del centro storico. Veronica Barbarino.
Prima la lite, poi l'accoltellamento, macchie di sangue sulle vetrine circostanti, attimi di paura in Corso Italia, una delle vie più centrali di Ragusa. Una lite tra due giovani egiziani di 19 anni è degenerata e uno dei due ha estratto un coltello, colpendo l'altro. La vittima è stata ricoverata al Giovanni Paolo II con un polmone perforato, ma è fuori pericolo di vita. Il presunto aggressore è stato subito fermato grazie alle indagini lampo della squadra mobile e delle volanti. L'accusa è tentato omicidio aggravato da futili motivi. Un episodio che scuote la città, dove il progressivo spopolamento del centro storico, con pochi negozi e una presenza ridotta di residenti, rende questa zona più esposta a episodi di microcriminalità. Ogni settimana vengono fatti dei controlli interforze, emergono e stanno emergendo dati importanti proprio di controllo, dati che riguardano furti, microcriminalità, abbandono di rifiuti e tasse. Il dato importante che ci preme sottolineare è quello che c'è una differenza in positivo. Nel 2025 i dati testimoniano che Ragusa è una città più sicura rispetto al 2024. Si lavora quindi sulla presenza e la prevenzione, ma anche su interventi di riqualificazione e sul ripopolamento del quartiere, con incentivi e progetti mirati a riportare residenti e attività in questa area strategica della città. Nuovo blitz delle forze dell'ordine allo Zen di Palermo. I carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale per fabbricare munizioni. Arrestati inoltre 3 spacciatori. Marco Gulla. Un altro blitz nel quartiere Zen, il terzo nelle ultime settimane dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno messo sotto torchio il quartiere alla ricerca di armi e droga e i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizioni, al cui interno sono stati sequestrati a carico di ignoti 2 pistole a salve modificate con potenziale offensivo, strumenti per la fabbricazione di colpi d'arma da fuoco e un manuale illustrativo per la relativa produzione artigianale. Ma non solo, nel corso dei controlli sono stati rinvenuti motocicli rubati e restituiti ai legittimi proprietari e poi denunce per furto di energia elettrica, 5 persone denunciate all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobile. Questa mattina nel corso di Buongiorno Sicilia l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli ha commentato così il nuovo blitz allo Zen. La presenza dello Stato dal punto di vista del controllo è importante. Noi abbiamo visto che anche pochi giorni fa è stato beccato un altro minorenne con un'arma, girano troppe armi all'interno dei nostri territori e quindi siamo molto contenti delle attività chiaramente di repressione che ci sono sul territorio. Dall'altro lato, come amministrazione, abbiamo una forte concentrazione invece sul tema della fragilità sociale ed educativa che all'interno delle nostre periferie è dilagante, che si è accumulata in questi anni e che probabilmente crea delinquenza e marginalità. Intanto il Sole 24 Ore ha pubblicato la graduatoria delle province meno sicure in rapporto alla popolazione residente, e Catania, che è al 23esimo posto, è la prima provincia siciliana che si incontra nell'indice appunto della criminalità 2025. In tutto sono 106 le province. Una fotografia che misura i delitti commessi e denunciati alle forze dell'ordine nell'anno precedente, ogni 100.000 abitanti, sulla base delle statistiche della Banca Dati Interforze e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Quindi dicevamo Catania al 23esimo posto, è seguita da Palermo al 24esimo, Siracusa al 27esimo, Trapani 63esimo, Caltanissetta al 69esimo posto, Ragusa al 77esimo, Messina al 92esimo, Agrigento al 97esimo e poi Enna al 103esimo posto. In coda alla classifica si distingue tra le 7 province d'Italia con la minore incidenza di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. A proposito di Catania, vi raccontiamo questa storia da ex collaboratore di giustizia a capobanda. È stato arrestato Angelo Mascali, precedentemente affiliato ai Santa Paola Ercolano, con 4 complici specializzati in rapine violente agli autotrasportatori. Desiree Ferlito. Un ex collaboratore di giustizia, in passato affiliato alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, a capo di una banda di rapinatori, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori.
Sono le accuse degli investigatori che hanno arrestato alle prime luci dell'alba il capobanda Angelo Mascali e altre 4 persone. Mascali, pentito nel 1998, a cui nel 2023 è stato revocato il programma di protezione per nuove condotte delittuose, secondo la procura aveva messo in piedi una banda costituita da suoi familiari, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori attivi nel recupero e commercio di rottami ferrosi. Le intercettazioni degli investigatori hanno documentato 2 episodi. Nel primo, l'autista sarebbe stato rapinato, aggredito con violenza e minacciato gravemente da 4 dei 5 presunti complici e colpito alla testa e al volto con il calcio di una pistola. Nel secondo episodio, l'autotrasportatore, invitato dalla banda a presentarsi nell'azienda per ottenere un pagamento dovuto, verrà successivamente derubato e minacciato di morte da Angelo Mascali. Per lui e per altri 4 complici la procura ha chiesto e ottenuto l'arresto, con l'accusa di rapina aggravata e porto illegale di armi. A Palermo un ciclista di 77 anni è morto in via Gaetano Daita. Giuseppe Gargano, questo è il nome della vittima, proveniva da via Archimede, ha improvvisamente svoltato in controsenso scontrandosi con un giovane in sella ad uno scooter elettrico. E adesso invece parliamo del ponte sullo Stretto, che fa sempre discutere. Le nuove polemiche riguardano la sostenibilità finanziaria, a cui ha risposto direttamente l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, ma poi si torna a parlare ancora della faglia sismica presente appunto in questo tratto di mare, che torna alla ribalta nelle parole del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che dice il progetto si deve rifare. Francesco Triolo. Dalla faglia il rischio terremoti ai costi di gestione e manutenzione, una sfida a suon di comunicati, di accuse, di precisazioni. La diatriba sul ponte sullo Stretto non si ferma, anzi il fronte del no è ringalluzzito dalla decisione dei giorni scorsi della Corte dei Conti di rispedire indietro il progetto al CIPES. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sfrutta la pubblicazione di un documento scientifico presentato oggi sulla rivista Science Direct, che conferma come l'area in cui dovrebbero sorgere i piloni del ponte sullo Stretto presenta faglie sismiche attive. Per questo obbligherebbe al rifacimento del progetto, perché rende completamente superata la progettazione attuale. Questo nuovo studio scientifico, afferma Bonelli, rappresenta un ulteriore allarme che invieremo alle autorità competenti, perché conferma l'irresponsabilità della Presidente Meloni e del Ministro Salvini. Quello dei terremoti però è solo uno degli argomenti contestati, l'altro riguarda il metodo di finanziamento. Così l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci ha chiarito che non esiste alcun project financing, ma il piano economico finanziario con risorse pubbliche a 13 miliardi e mezzo a fondo perduto, che non devono essere rimborsate. Tutto questo per sgomberare i dubbi sollevati sulla sostenibilità economica del ponte sullo Stretto. Il discorso è legato ai ricavi attesi dal pedaggio, che, ha detto Ciucci, sono unicamente destinati a coprire i costi di gestione e manutenzione, e per questo è stato possibile ridurre sensibilmente le tariffe di attraversamento rispetto all'attuale traghettamento. Il pedaggio previsto nel piano economico finanziario per le autovetture è stato compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta. Per i tir la tariffa è pari a circa 100 euro, il 20% in meno rispetto al traghetto. All'aeroporto di Catania tassisti e viaggiatori indignati per la giornata di caos vissuta ieri, con il traffico paralizzato per la fiera dei morti e scene di panico tra i viaggiatori. Molti hanno perso pure l'aereo. Sentiamo. Traffico intenso in via Fontanarossa, una delle arterie che porta all'aeroporto. Sono tantissime le persone che oggi sono in partenza e stanno lasciando la Sicilia. Molti si stanno recando in aeroporto con largo anticipo per paura di perdere l'aereo, come è avvenuto a tanti passeggeri ieri. A determinare il caos, la Fiera dei Morti allestita nelle vicinanze dello scalo. Si poteva fare diversamente la Fiera dei Morti, non qua, sapendo che cosa c'è di afflusso ormai di gente che parte. Dall'incrocio ad uscire nella rotonda, non l'aereo, questa, la rotonda questa qua, ci ho messo 3 ore. Clienti che perdevano l'aereo, scendevano prima dal taxi con ovvi rischi per la sicurezza e
Noi non possiamo far scendere i clienti in tangenziale, quindi spiegare la situazione, gente presa dal panico. Ero appena rientrato da Istanbul, c'era un traffico che era un delirio e la navetta, nonostante questo traffico, doveva entrare nel parcheggio per disposizione dell'azienda evidentemente. Ma era qualcosa di indescrivibile, abbiamo aspettato penso un'ora la navetta e poi per andare dentro il parcheggio ci è voluto almeno 3/4 d'ora, non ho guardato bene l'ora ma ci è voluto molto. E sono state le strade che si sono totalmente congestionate? La via Fontana Rossa e la strada del Faro, quelle sono state le vie proprio principali che portano in aeroporto e ha creato il caos. Dopo aver saputo il caos che si è verificato ieri, molti passeggeri hanno deciso di anticipare l'arrivo in aeroporto questa mattina. Certo, sempre arrivare in largo anticipo, se no si rischia di perdere l'aereo. Il segretario della CGIL Carmelo De Caudo parla di disastro annunciato che ha danneggiato lavoratori e cittadini. E sempre a Catania, multe a raffica e carro attrezzi in azione davanti all'ospedale Garibaldi Centro. È un'offensiva della Polizia Municipale per garantire un agevole accesso al pronto soccorso. Tonino De Mano. Multe a raffica e carro attrezzi in azione, è scattata l'offensiva della Polizia Municipale di Catania per liberare l'ingresso del pronto soccorso del Garibaldi Centro da decine di auto in sosta vietata. Un'emergenza nell'emergenza segnalata più volte dai vertici dell'ospedale, visto che parcheggio selvaggio non poteva essere più tollerato in via Filzi. Lunedì scorso, giorno del mercato rionale, avevamo denunciato anche noi l'insostenibile situazione ed oggi prendiamo atto di essere stati ascoltati. In azione il carro attrezzi per rimuovere quest'auto all'altezza dell'intersezione e a ridosso della fermata AMTS. Una trentina di verbali elevati e parvenza di normalità finalmente in via Filzi. L'ottimo lavoro che stanno facendo oggi i vigili urbani è in questa direzione. Si sente una sirena, segno evidente che le ambulanze devono avere un percorso libero per arrivare all'ospedale. Assolutamente sì, è chiaro che la presenza del personale dei vigili urbani nell'arco dei giorni, ovviamente se sarà presente, darà continuità a un divieto che deve essere rispettato da tutti quanti noi. Sotto il cartello di divieto di sosta e fermata sarebbe però opportuno cancellare il blu delle strisce, dal momento che l'area in questione non è a pagamento da diverso tempo. Andiamo a Trapani perché da oggi la città ha un monumento di Massimiliano Herrera che ricorda la strage di Pizzolungo. Sentiamo Laura Spanò. Il rottame dell'auto devastata il 2 aprile 1985 dall'attentato mafioso di Pizzolungo è diventato opera d'arte. Flowers 132 con i gigli che nascono dalla morte. Stamane l'inaugurazione in piazza Vittorio Veneto a Trapani. Questa era l'automobile sulla quale si trovavano il PM Carlo Palermo, bersaglio di quell'attentato, con l'autista Rosario Maggio e il caposcorta Totò Laporta. Sono stato il più grave e rimasto in vita. Mi è partito una parte del cranio, della colonna. Ed è rimasta? Penso che sia lì. L'esplosione dell'autobomba piegò in due la blindata e annientò la vettura che fece loro da scudo di questa utilitaria e di chi c'era a bordo. Non restò nulla, morirono Barbara Rizzo e i suoi due gemellini, Salvatore e Giuseppe Asta. Che da tanto dolore, da un lutto, da una morte, vedi oggi il sole splende e anche i fiori sono fiori simbolo di rinascita. La blindata del magistrato era cosa da ferrovecchio, abbandonata in un angolo remoto di un deposito comunale dopo essere stata per anni esposta ai piedi del Palazzo di Giustizia. È importante la restituzione, diciamo, di quello che possiamo considerare un simbolo di quell'evento devastante per la città, per ricordare a tutti quello che è accaduto in questa città, per rendersi conto del livello dello scontro che c'è stato con la criminalità organizzata. Oggi quel rottame è diventato simbolo di rinascita. Credo che sia anche un messaggio di speranza. Presentata la seconda edizione di Sicilia Game Expo che si terrà a Mister Bianco nell'area Sicilia Fiere il 15 e il 16 novembre. Tra gli ospiti d'eccezione il fumettista giapponese Wataru Inata, creatore del cartone animato Goldrake, e poi Giorgio Vanni con le note delle sigle e dei cartoni animati. Orazio Longo.
Più di 1500 postazioni gioco, 60 standisti e oltre 30 artisti con spettacoli K-pop e J-pop. La seconda edizione del Sicilia Game Expo è in programma il 15 e il 16 novembre presso il polo fieristico Sicilia Fiere di Mister Bianco. Si svolgerà su un'area di più di 10.000 metri quadri e avremo per l'appunto 2 padiglioni, il B1 per il comics e il B2 per il games. Chiunque venga potrà giocare come vuole, dai giochi di ruolo ai giochi da tavola, ai videogiochi, ai cabinati, ai flipper, c'è di tutto. Ci saranno anche tornei, retro gaming, ma anche la pista di Super Mario. Una pista live di Super Mario dove all'interno si può correre ed è una cosa particolare, fantastica, unica in Sicilia. Nell'ambito logistico la possibilità di usufruire della metropolitana e scendere alla fermata Montepo Sicilia Fiere, dove un bus navetta porterà le persone direttamente in fiera. Quindi i ragazzi in maniera molto ecologica e in maniera molto comoda arriveranno all'evento per divertirsi e vivere questo nuovo mondo. Tra gli ospiti nell'area palco il concerto di Giorgio Vanni con le sigle dei cartoni animati e l'arrivo di Wataru Inata, celebre fumettista e designer giapponese, autore del nuovo Gold Reku. E adesso la musica. Claudio Baglioni conquista Agrigento con 3 serate sold out al Teatro Pirandello. Davide Sardo. Un pianoforte, una voce che attraversa le generazioni, un teatro che si accende solo di emozione. Claudio Baglioni ha incantato il Pirandello nelle 3 serate agrigentine del tour Piano di Volo Solo Tris, davanti a un pubblico che ha riempito ogni ordine di posto. E tu, ti sguardi tu, e di sorrisi tu. 3 ore di pura magia, tra luci calde e intime per un viaggio lungo oltre 50 anni di musica. Nessuna orchestra, nessuna scenografia, solo lui, il pianoforte e la forza delle parole. Un dialogo autentico tra artista e pubblico, dove ogni nota sembrava raccontare una vita. Emozione, silenzi, applausi. Il Teatro Pirandello si è trasformato in un'unica voce, sospesa tra ricordi e nuove consapevolezze. Baglioni, con la sua eleganza e la sua intensità, ha ricordato a tutti che la vera musica non ha tempo. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B, parliamo del Palermo naturalmente, fiducia e sorrisi dopo la vittoria sulla Pescara, la squadra di Inzaghi adesso però è alla ricerca di conferme. Marco Gulla. Se per il Palermo sarà stata la vittoria della svolta, lo scopriremo solamente nelle prossime giornate. Di certo c'è che il successo per 5-0 sul Pescara ha allontanato i venti di crisi. Una prestazione maiuscola contro un avversario comunque inferiore. Occorreranno altre conferme alla squadra di Inzaghi a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Il Palermo ha reagito comunque dopo i KO contro Catanzaro e Monza. Perché so come va il calcio, so che per crescere bisogna passare anche da delle sconfitte, si spera sempre il meno possibile, però questi sono ragazzi intelligenti, avevano capito che bisognava tornare a fare quello che eravamo abituati a fare. Pierozzi ha avanzato a centrocampo come nelle prime giornate, la mossa da scacco matto del tecnico Inzaghi. Una risposta importante, soprattutto a noi stessi, perché venivamo da 2 prestazioni così, è una grande risposta, ci dà una fiducia incredibile per affrontare queste partite del girone d'andata ancora con più fame, sapendo che noi dobbiamo star lì, quindi tanta fiducia e tante cose positive. Da valutare in vista della trasferta del Menti le condizioni di Gomez, uscito malconcio dal match di sabato. E adesso la Serie C, la Catania torna al lavoro domani, rossazzurri secondi in graduatoria, un punto dalla vetta dopo i pareggi di Benevento e Salernitana. Contro l'Altamura dovrebbe esserci anche Pieraccini. Marco Carli.
Ultime ore di riposo per il Catania dopo un cammino quasi perfetto con 13 punti su 15 ad ottobre. Si riflette anche su quel quasi, visto che poteva essere unplane se a Caserta fossero arrivati 3 punti e soprattutto poteva essere primato solitario, visti i pareggi delle altre big, 0-0 della Salernitana Latina e 1-1 intero del Benevento con il Sorrento. Resettare su tutto, sulle ottime vittorie, 4 di fila e anche sugli ultimi minuti della partita di venerdì. L'ha chiesto Toscano, lo ribadirà alla ripresa, tanto più che i risultati delle avversarie dirette ribadiscono una verità: la difficoltà di un campionato in cui tutti possono frenare. Al di là dell'occasione non concretizzata, il Catania ha dimostrato nel primo tempo una qualità che autorizza a credere e sperare, a partire dalla partita con l'Altamura, per raggiungere quel consolidamento che si chiede in questa fase del torneo. E se l'infortunio di Aloy dovrebbe rendere il giocatore indisponibile per un po', con i pugliesi in attesa degli esami c'è fiducia attorno a Pieraccini, perché sia lui a prendere il posto dello squalificato Ierardi. E se la difesa potrebbe essere rivista con il solo Pieraccini, a centrocampo sono in 3x2 maglie, con Quain in diffida, Di Tacchio e Corbari con 3 gialli. L'alternativa, spendibile soprattutto in casa, potrebbe diventare Jimenez. Intanto la società, oltre a trovare alternative sugli esterni, cercherà a gennaio un ingresso anche in mediana. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una notizia: sono 3 i medici dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela che risultano indagati per la morte del 31enne Andrea Giuseppe Scicolone, deceduto dopo l'arrivo al nosocomio lo scorso 13 ottobre. L'uomo 3 giorni prima aveva fatto perdere le proprie tracce ed era stato ritrovato dai carabinieri. Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, aveva lanciato un appello pubblico per le ricerche. Prima di arrivare in ospedale Scicolone era caduto in casa e per questa ragione un parente lo aveva accompagnato appunto al Vittorio Emanuele, dove poche ore dopo è deceduto. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito. Il TG Sicilia termina qui, vi auguro un buon proseguimento di serata.